Ciclo idrico, rifiuti, trasporto pubblico e parcheggi, distribuzione del gas, produzione e distribuzione energia, illuminazione pubblica. Le public utilities del Veneto, che con i 5 miliardi e mezzo di fatturato e 15.000 collaboratori rappresentano il fondamentale sistema di gestione dei servizi pubblici, si interrogano sulla sostenibilità. Il seminario, organizzato da Confservizi Veneto, si è tenuto nella sede della provincia di Treviso con l'obiettivo di informare, confrontare e stimolare un ulteriore sviluppo dei processi di miglioramento delle imprese in ottica di responsabilità sociale di impresa e sostenibilità. Il bilancio di sostenibilità consente appunto di individuare una serie di indici che consentono a chi deve prendere le decisioni di fornire servizi quanto più sostenibili possibili. Sostenibilità significa non bruciare le risorse per le generazioni future. Nel corso della tavola rotonda è stata sottolineata l'importanza che l'Associazione regionale delle aziende di pubblico servizio diventi parte attiva nel creare un modello di bilancio di sostenibilità che evidenzi il valore economico e sociale di un comparto di forte impatto territoriale. Aziende che in alcuni settori sono eccellenze a livello nazionale, come ad esempio nella raccolta differenziata dei rifiuti e nella capacità di copertura dei costi del trasporto pubblico locale tramite i biglietti e gli abbonamenti. Una particolare importanza ha avuto per noi dei trasporti la parte che riguarda l'accessibilità, cioè quel passaggio culturale per consentire alle persone portatrici di handicap di poter usufruire appieno dei nostri servizi, visto che spesso sono gli unici servizi di cui possono disporre.